L'ospite della domenica è Sergio Vespertino. Che grande piacere. Piacere mio, benvenuto, grazie Sì. di essere qua. Sergio è ancora oggi pomeriggio protagonista di Manuale di sopravvivenza al Teatro Agricantus di Palermo, Sì. poi girerà ancora Sì. nel mese di giugno per tutta la Sicilia, insomma lo farà ancora. È scritto a quattro mani da Sergio stesso con Marco Pomar. Marco Pomar. Ma è vero che il telefonino, sto famoso telefonino che ci tiene tutti i giorni, ci può salvare la vita? Ma non sempre, non ci affidiamo troppo al telefonino. Cerchiamo di sgraffiare un po' quello che abbiamo dentro. Proviamo a vedere qualche immagine Sì. con audio e video di questa, è una commedia. Sì, è un soliloquio, ha un gusto ovviamente Aspetta, votato... eccoci qua, eccoci qua. Ecco. Nessuno. Fino all'orizzonte non si vede nessuno. Ma è mai possibile che sopra la nave non si sono accorti che io non ci sono? Ma mi state cercando! Mi cercate! Perché se mi cercate non mi trovate! Sono qua a soffrire! Ma mica a ridere perché ci fosse i canceri, ci fosse... È incredibile, quello che mi sta succedendo è assurdo. Se qualcuno me lo raccontasse, che è? Ma sa che mi succedeva? Era un capo una nave in crociera e te pare che si faceva da su? Tutto il tempo a fare bere, ballare, mangiare, mangiare, ballare e bere, bere, ballare, bere, mangiare, mangiare, bere, bere, mangiare. Non esattamente andiamo a metà. Mi chiamiamo un capo ponte, voleva cercare di respirare, ma... E che è successo? Il naufrago? Sì, durante la notte un po' ubriaco, brillo, così, provo ad andare sul ponte della nave, cado e fortunatamente c'è uno scoglio in pieno mare, aperto, che mi salva. Ma mi salva, prima penso che sarà la mia tomba, ma poi provo un pochettino a tirare fuori il meglio di me stesso, le possibilità, cose che noi nell'incertezza, solo quando c'è tanta incertezza riusciamo a tirare le nostre risorse. È vero, nell'inquietudine, nella sofferenza. Esatto. Dunque c'è la fisarmonica che abbiamo sentito accennare di Pierpaolo Petta, scenografia di Carlo De Meo. Ma lì non ce l'avevi il telefonino in quella scena che abbiamo visto? C'era, ma era tutto bagnato, quindi volevo cercare di farlo asciugare, sai quelle cose che ti appoggi a qualcosa. L'angoscia è terribile quando è bagnato. Sì. E poi insomma inizi un pochettino a tirare fuori le soluzioni, dove sono, questo scoglio a chi appartiene, non ci sono indicazioni. Ecco, in tutto il pianeta occorrerebbe che anche sugli scogli mettessero le indicazioni, no? Che tu hai un riferimento. Un riferimento. No? Sì. Comunque, insomma, ci aiuta anche a riflettere su quali sono le vere priorità, no? Sì, Che non sono solo... sì, c'è questa immobilità quasi da purgatorio, una bellezza paradisiaca, ma devi iniziare un pochettino a vivere questo momento e tirare, ecco, proprio dico questo, le proprie, in una parola, a crescere queste risorse che possono un po' aiutarti. Allora, Sergio è uno dei protagonisti delle nostre serie televisive, il 22 e il 23 sarà su Rai 1 nella miniserie Rai Solo per passione, che è dedicata a Letizia Battaglia, che purtroppo è scomparsa da poco, e tu interpreti un ruolo importante. È riuscita in tempo, perché è molto amica di Roberto Andò, del regista, a vederlo almeno già tutto montato. E che ti ha detto? È stato un regalo, è stata Letizia Battaglia prima di morire, è riuscita a vedere il suo lavoro, era contenta, dedicato a lei. immagino, Assolutamente. Tu tra l'altro interpreti un ruolo importante, quello di Boris Giuliano, il capo della mobile assassinato nell'89 dalla mafia, da Bagarella. Sì, nell'immaginario collettivo è un uomo che è nel cuore di tutti. Ha subito questo e c'è un bel rapporto con Letizia Battaglia. Che era la fotografa che andava in giro per Palermo, è passata come la fotografa della mafia, ma in realtà ha fatto molto di più poi nella sua vita. E per scelta ha deciso di non far vedere quelle immagini in cui si vedeva appunto Boris Giuliano morto,
perché la mafia non doveva goderne di questo. Bello, giusto. Assolutamente. Giustissimo. Ma Sergio è anche in Una boccata d'aria. Questo è un film. Sì, parliamo di cinema. Cinema. Sì. Fa tutto lui, fa Sì, dappertutto. Adesso di sbrigo pratiche, sbarazzo magazzini. ed è simpatico e comico, però è Sì. anche, ha una vena, come abbiamo sentito, anche drammatica e importante. E questa è una commedia di Aldo Baglio, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Questa è la sua terza opera, sì. Si chiama Una boccata d'aria, l'abbiamo girata qui in Sicilia. Io sono il suo vecchio compagno di scuola, nonché sindaco del paesino dove vive suo padre, che però è morto, e lui scende da Milano per rivedere suo fratello e per i funerali. E da lì parte un meccanismo, Certo. la terra che chiama, le sue Giusto. incertezze, le sue... Com'è Aldo del trio Aldo, Guarda, Giovanni e Giacomo? allora, è una persona veramente molto, molto disponibile, molto alla mano. Ti fa ridere in un istante perché basta poco che già, Sì, e già beh, entri già ci subito sto pensando, al loop. è vero, è vero. Infatti. Senti, hai partecipato alle riprese anche della Stranezza, che è il titolo provvisorio del nuovo film di Roberto Annò, quindi un film importante dove ci sono attori Dei bei importantissimi accanto a te: Toni Servillo, Locascio, Ficarra e Picone, Sì. girato sì, tra certo. Catania, Palermo, Trapani, Cefalù, Eolie. E anche Bella Roma, sta e anche roba, Roma, sì, veramente. sì. È bello perché ripercorre appunto un tratto di vita di Luigi Pirandello, quindi c'è questa compagnia di cialtroni, insomma, amatoriale, che insieme capitanata da Ficarra e Picone. Io faccio parte proprio di questa compagnia. Che anziché fare la solita farsa invece vogliamo fare qualcosa di più importante. Lui viene a curiosare, da lì poi è lo spunto, il seme di quello che sarà poi 6 personaggi in cerca d'autore. Che bello, È bello, bello. Una cosa bellissima. Toni Servillo, che rapporto hai avuto con lui? Anche lui sì, abbastanza, era molto proiettato su quelle che erano le indicazioni registiche, quindi interagiva molto con lui, però con noi sempre grande affettuosità, davvero una gran bella persona. E Luigi Locascio è un tuo amico? Sì, ci si conosce già da prima, sì, Bravo, sì. bravissimo Locascio. Allora, la carriera di Sergio Vespertino è lunghissima, bellissima, ma tra l'altro ha Sono lungo io anche ha un inizio da queste parti con 3 e un quarto. Come no, su sì, Teletna, è vero. Proviamo a vederne un momentino anche qui, audio e video, così, e beh. poi lo facciamo commentare direttamente a Sergio Vespertino. Come no? Prego, si accomodi. Si accomodi, si rilassi e si riposi. Una crisi asmatica. Si tranquilli. Sta in causa, dottore. Si riposi, si riposi. Dottor! Dottor! Told me. Oh, little. Cosa sta facendo? Niente male, Sì, ma guarda, si giocava, si andava lì per giocare, stare insieme. Devo dire che poi alla fine si diventava mattatori di questi momenti, si barzellettava, Abbiamo sempre pensato l'idea di fare tutta una città come se fosse un enorme villaggio, e quindi il pubblico diventava come appunto questi villeggiani, questi Già, amici. ci si conosce tutti. Sì, si interagiva, si andava anche vicino al pubblico, si stava anche un po' con Ma loro. è durato tanto questa esperienza? È stato un decennio con Un loro. decennio, Sì, 3 e un sì. quarto. In quel decennio abbiamo avuto la fortuna di conoscere Pippo Spicuzzo, un regista che ci ha lavorato, ci ha levigato, diciamo, da bestie di palcoscenico a iniziare a prendere i perimetri di scena, a vivere di più il teatro. E allora pian pianino c'è stata questa metamorfosi, questo modo camaleontico di prendere invece più possesso dello spazio scenico in sé per sé e Quindi viverlo. dalla barzelletta, per modo di dire. Esattamente, dalle situation passati. comedy che Ecco. facevamo, insomma, pian pianino poi si è creato una commedia, poi 2, e il pubblico che ormai ci amava appunto dalla genesi, dagli inizi degli anni 90 sino a quasi al 2000, noi abbiamo fatto 3-4 lavori teatrali abbastanza belli. E da lì in poi ho voluto mollare il gruppo per andare proprio qui a Catania al Teatro Stabile. Ho fatto il primo provino con Turiferro. Con Turiferro. La cattura è stato il suo ultimo lavoro, e io ero a stretto contatto con lui. Parliamo di una novella minore di Pirandello. C'è questa cosa, lui è un vecchio possidente, viene rapito da 3
morti di fame, monolitici, li prendono, lo portano con sé, chiedono il riscatto alla famiglia dice ve lo potete tenere. E allora, cioè, quelle cose di pirandelliane, allora, noi non abbiamo il coraggio di ammazzarlo, e quindi non solo non abbiamo pane per noi, ma cerchiamo di dividerlo anche con questo vecchio, e da lì però lui inizia a scoprire un nuovo mondo. Turifero cosa ti ha insegnato? Moltissimo, moltissimo. La cura su tutto, addirittura sapere anche l'ampere, diciamo, di una lampada che ti sta prendendo, che ti sta proiettando su di te, i tagli, le cose, lo spazio. Ripetevamo ogni volta, c'era sempre Minardi, Cantalupo, Vespertino, camerino del maestro Ferro. Andavamo lì ogni sera. Mi faceva la lezione. Sì, e lui ripetiamo, rivediamo, pensa sempre al sottotesto, di qualunque parola che tu stai per formare con un vocale. Devi pensare al sottotesto di quello che stai dicendo, sempre. Il sottotesto che è? Che io la prima volta sottotesto faccio sì, io ho pensato daccela, ho sottotesto, però Ma che è l'intenzione, cioè con quale intenzione? Se tu quella intenzione la stai davvero facendo, qual è il tuo fine ultimo? Tu stai dando questa frase perché? Qual è il tuo fine? Quello è il sottotesto. Quindi ci vuole profondità, concentrazione, una serie cose fantastiche. E infatti hai fatto, io qua ho contato 18 spettacoli teatrali dopo, che possiamo documentare alcuni almeno. Quelli sono tutti quelli miei, ma io poi ho vissuto con lui e sono stato 4 anni al Teatro Verga con tante altre opere molto belle. Dicevo, quelle tue, allora, autore di 18 spettacoli, cominciamo con Bastian Contrario. Ci sono un paio di fotografie che possiamo vedere. È un uomo che la sua prima parola salendo sul palco è no. Perché, cioè, la prima cosa che dice è no, perché sono quei no che ogni tanto tutti quanti noi, anche tu, dovresti tirar fuori per proteggere quei pochi sì a cui tu tieni particolarmente. Guarda che belle espressioni, sono fotografie molto belle. Sì. Ho a che fare con delle clessidre e poi parlo con Dio, accendo una luce e parlo con lui. Me lo cazzio pure, cioè, su alcune cose cerco perché questo, perché quello, è il come mai, e troviamo una soluzione, la facciamo insieme. E poi c'è la tua città, strafelicissima Palermo, vero? Sì. È un passo in più del normale felicissima Palermo, la felicissima, io dico strafelicissima perché lì c'è dentro, in quello spettacolo, per la prima volta anche mio papà. Che bello. Io l'ho perso quando avevo 13 anni, quindi l'ho voluto solleticare, tirar fuori, perché è stato quello che durante quella prima fase della mia vita, mi portava perennemente con lui. Lui mi ha voluto fortemente, mi ha avuto in età tarda, ma da quel momento in poi eravamo, ecco, ho la sua mano ancora appresso, che mi porta in tutti gli odori della mia città, nei vicoli, mi faceva assaggiare questo street food, e quindi quel momento per me diventa strafelicissimo. Poi c'è Fiato di Madre anche. Fiato di Madre è stato il mio primo lavoro monologo dopo che sono stato qui al Verga. Ho detto ma io provo a fare un monologo tutto mio e parlo delle mamme siciliane che per il troppo amore, il troppo affetto a noi figli ci ha traumatizzato. Noi siamo figli troppo pulcini da una mamma troppo chioccia, ecco, no? Sì, è la sensazione che riconosco. Che riconosci, sì, un po'. E lì si ride tanto, è proprio volutamente si deve ridere parlando dei micro traumi che la mamma ci dava durante il percorso di vita. Poi c'è Petra Fennula. Petra Fennula è un dolce tipico siciliano. Oh, spiega. Allora, è un dolce... Io sono siciliano, però non lo conosco. Non l'hai mai... ok, di solito per il periodo della Madonna, caramello fuso insieme col miele, pezzetti di cedro, confetti, c'è di tutto. Poi diventa, appena si indurisce, duro come la pietra, cilindrico, si avvolgeva su una carta che è sfilettata come se fosse una caramella, ma così duro, un toccasana per le mamme, perché se il figlio doveva star zitto gli infilavano una cosa del genere e questo ciucciava per mezz'ora. Un ciuccio di quelli. Tra l'altro dovremmo avere anche un momento anche di film di questo, oltre che fotografia. Questa è una fotografia appunto che esprime questo periodo di Petra Fennula, e ho voluto rapportare questo dolce così come la nostra vita, che è dura, è dolce e dura allo stesso tempo. Però sono bellissime queste espressioni, complimenti.
complimenti, veramente. Grazie, Vieni grazie. fuori alla grande. Dicevo, qui c'è un filmato sopra un palazzo c'è un cane pazzo. Ah, c'è un filmato? Vediamo il filmato Oh, beh. prima e poi tu ce lo commenti magari. Sì, sì. Me lo volete dire perché ci deve essere un telefonino che c'ha il buco di ricarica grosso, una volta c'avevo un buco di ricarica Nico, una volta invece ce l'aveva la tasselliera, una volta a piattina, una volta a forcina, una volta a baionetta, una volta a fiorino di prato, una volta a campanarito su a Romovo, dite oh perché? Nel momento ormai Rientriamo, Niente, no, fantastico. è il momento proprio di massima, Ma che di massima, carica, di massima che pazzia, perché è tutto un caricare. Lì è nella fase ultima, culmine, perché ricordiamo che ogni volta c'erano i caricabatteria che dovevano essere con buchetti sempre diversi, c'era Sì, sta sì, roba, sì. impazzivamo perché tu cambiavi poi cellulare e ti pareva peccato buttare quei fili che ormai a casa avevi un cassetto che diventava un nido di vespa. È vero, dove uno non sa più districarsi. Dice. Perché invece adesso fortunatamente poi l'hanno capito, ma il cane pazzo cos'era? Canepazzo è un uomo che sta in quel palazzo, non vuole uscire, c'è tutto un po' un compendio di cose che ha lì con sé ed elenca tutte queste cose come un vissuto, diciamo, del nuovo che avanza. Ma questo nuovo che avanza, forse dovremmo un pochettino fare un passo indietro, invece di correre, respirare, camminare, una specie di serendipity. Saggissimo. Queste sono le opere tue che abbiamo visto, Sì. però hai fatto tante partecipazioni in serie, come dicevamo prima, Sì. sia della Rai sia di Mediaset. Io ne dico alcune: Squadra Antimafia, Provenzano, Sì. Caravaggio, quelle che tutte saranno, Sono ci tieni, ma tutte ce n'è belle qualcuna? perché sì, guarda, io devo dire qualcosa di veramente molto bello è stato per esempio il film, dico, se parliamo di serie, indubbiamente La mafia uccide solo d'estate è quella che amo di più. Ecco. Perché lì Luca Ribuoli, il regista, mi ha dato l'opportunità di dare a questo personaggio, a Tommaso Buscetta, anche una voglia di una via di mezzo tra il rigore reverenziale di questa figura così forte, ma nello stesso tempo anche un'umanità. Sì. Diventava Anna Foglietta, io impazzivo per lei in scena, e quindi questo Tommaso, guardando lei che si chiama Pia, improvvisamente diventa un omino, perché poi alla fine noi uomini diventiamo per amore tappetino. Ti è mai ecco. capitato veramente? Mi è capitato, certo che sì. Capita. Questa era La mafia uccide solo d'estate, celeberrima, Sì. di Piff, Sì, Pier sì. Francesco È Di mancata la Liberti. terza serie purtroppo perché arrivava ai giorni nostri, però chissà, insomma, magari può darsi che poi più là si possa ripetere il miracolo. Perché ne avete fatto due, Sì, sì. E della seconda abbiamo quella cos'è, In guerra per amore? In Guerra per amore è un film che invece è andato al cinema. Sempre di Piff però. Sì, lì c'è un bel ruolo perché faccio la parte di un cieco. Aspetta, ci sono delle fotografie, mentre parli magari Sì. le possiamo vedere. Sono l'ultima serie di fotografie, Sì. fai la parte di un cieco. Di un cieco, sì, sta insieme con uno zoppo che mi aiuta, quindi mi guida, eccolo lì. E veniva anche utilizzato, si dice, Scusa, i ciechi. ma dove hai girato? Qui siamo alla Scala dei Turchi. Si vede, Meraviglioso, bellissimo. meraviglioso posto. Scusa, ti ho interrotto, perdonami. No, lì sto messo lì attento quella figura per cercare che stanno arrivando dei bombardieri. E allora degli aerei che vengono probabilmente a bombardare. Dato che si acuisce maggiormente il suono per un cieco, che è importante, venivano utilizzati anche per cercare di avvertire, come se fossero, sai, dei cani che iniziano anche dalle vibrazioni. Bellissimo. Sì. E allora eccoci insieme con Piff, la sua prima regia da cinema. Eccolo là, sulla destra lo Sì, riconosciamo. sì. L'abbiamo girato ad Erice, quelle dietro alle spalle, un posto bellissimo, ma anche era una piccola trappola perché nel pomeriggio calava una nuvola quasi fantoziana e se di giorno tu avevi il sole pieno, poi di pomeriggio c'era questa. Allora dovevi decidere che taglio diamo, con la nebbia o con il sole. E quindi giravate la mattina, è durata però, una perché vita, cioè non smettevamo. Cos'è più bello, il teatro, la serie piuttosto che il film? Guarda Michele, è bello tutto.
È bello tutto, perché devi essere innamorato ogni qualvolta tu sei ficcato dentro a quel lavoro. Lo devi amare con dei ritmi e dei tempi diversi, dei modi di porgere diverse, in modo diverso. E quindi è chiaro che esci pazzo se ti danno un ruolo che ti piace. In ogni caso troverai i meccanismi, parlando ancora di più con il regista, perché tu ti possa innamorare di quel Fantastico. Devi farlo, perché solo così potrai trasmettere al meglio quello che c'è da E quando dare. sei tu l'autore, come nel tuo caso, hai fatto, abbiamo detto, diverse opere. Sì, Ma in quel caso come ci fai? impiego tanto e poi alla fine diventa quasi, nel caso mio, dei solilodi, dei miei monologhi, che poi è sempre un divenire, perché durante il percorso stradale tu cosa fai? Ti fermi, ti vedi un panorama, ti sorprendi, allora certe volte il mio copione ritorna di nuovo canovaccio, perché poi lo vai di impolpare o togliere, sgrossare. Ecco. Non c'è mai... Molti miei amici vengono alla prima e poi vengono verso le ultime, perché dicono: Sergio, abbiamo visto due spettacoli con lo È stesso cambiato, titolo, ed è bellissimo. Bellissimo. Ed è bello che accada. È bello che accada. E adesso che progetti hai? Vabbè, ti rivediamo ancora con Manuale di sopravvivenza in questi giorni, in questa estate. Sì. Poi che cosa stai Intanto alle 18 ci sarà di nuovo lo spettacolo a Palermo. Ecco. Poi un'altra cosa molto bella, quest'estate ritorno a fare, che l'ho fatto già l'estate scorsa, un giro dei teatri di pietra con 900 di Baricco. Ah, che bello. La leggenda del pianista sull'oceano. Siete amici con Baricco? No. Non mi è mai capitato, però ho cercato di rispettare, perché così deve essere, il suo testo. Ho dato comunque un printing, cioè ho dato una mia personalizzazione sotto l'aspetto almeno lessicale, almeno sotto l'aspetto verbale. Mi piace a me tirare fuori sempre la mia sicilianità. La porto anche in giro fuori dalla Sicilia, perché è giusto che sia la mia identità. In una parola, Sì. la sicilianità. Il mio essere sanguigno, Ecco. la propensione all'idea del ridere, all'ironia. Ho voglia che anche nelle disgrazie troviamo comunque una salvezza, una boa di salvezza. Questo è veramente molto siciliano. Grazie Sergio Ma è Vespertino, bellissimo. l'ospite della Grazie. domenica. Grazie ancora a voi. oggi in Manuale di sopravvivenza al Teatro Agricantus di Palermo e poi in giro per la Sicilia. Grazie. Complimenti per tutto, è stato un piacere conoscerti. Mio. Grazie. Grazie a voi.